Buonasera, questa è una serata molto importante perché è il finissage di una rassegna itinerante di arte contemporanea. Siamo qui a Palmanova, nella Loggia della Gran Guardia, il centro culturale di Palmanova, da poco sito UNESCO, e qui stasera si chiude questo ciclo di esposizioni che sono partite da Trento, Bolzano, Sardegna e qui in Friuli il finale, diciamo così, abbastanza schioppettante, diciamolo così, perché siamo appunto alle porte del Natale, le persone sono tutte più buone, sono tutte felici e noi siamo felici ugualmente di chiudere in bellezza e col cuore. Infatti abbiamo intervistato un cardiologo, un otocardiologo che ci ha illustrato varie patologie, ma anche empaticamente come sentire la connessione che l'arte, oppure l'influenza che può avere l'arte e le emozioni sul cuore. Infatti io una piccola chiosa, una piccola parentesi la farei con questo quadro qua. Questo quadro qua è il quadro di Luciano Lunazzi, mancato tempo fa, e mi ha colpito questo quadro perché in realtà è un disco inciso, un suo disco inciso. Lui era un artista hippie, se vogliamo, un artista nomade, quindi girava partito dalla Svizzera, poi dall'India, Pakistan, Afghanistan, California, Messico, e tutto questo mondo che ha girato era circolare. C'è una certa circolarità universale, ma la cosa che più mi ha colpito è il punto di partenza, che è quel punto piccolissimo lì, è il punto d'arrivo, il punto di partenza è il punto d'arrivo. Quindi io mi chiedo, ma la via di fuga del punto di partenza e del punto d'arrivo è quella la verità? Oppure la verità è proprio il percorso? Ha un senso il nostro percorso di vita o la nostra parte di fuga, se vogliamo, la nostra fine? Comunque lui circolarmente ha unito dei mondi, ha passeggiato, ha camminato, ha capito che c'erano delle diversità, e da queste diversità ne ha fatto tesoro, le ha accolte nel proprio cuore, le varie diversità. Questo mio piccolo acquerello invece è una bici nella laguna di Grado, un piccolissimo acquerello che sovrintende a un evento metafisico, perché la bici sulla laguna di solito non può esserci. Quindi se noi crediamo nel nostro percorso, se noi ci pensiamo, se noi vogliamo questa cosa, può succedere, può accadere. Parte dalla sinistra e va verso destra, trasla verso destra. Quindi noi dobbiamo pensare a una cosa fattiva e dobbiamo pensare in positivo. Adesso anche a Natale dobbiamo pensare positivo, a una certa positività e una certa innovazione, costruire qualcosa con l'arte soprattutto. Elena. Allora, questa descrizione di Carlo è stupenda, prima di tutto perché l'opera che ha descritto per prima è di Luciano Lunazzi, che era un artista che faceva parte del gruppo del Friuli Venezia Giulia, e questo artista è venuto a mancare durante questa rassegna. Ci ha lasciato orfani, però ci ha lasciato ricchi del suo sapere, della sua conoscenza. Avremmo potuto fare ancora tantissime cose con lui, questo forse è quello che più ci fa male, però noi siamo positivi perché la bellezza di averlo conosciuto per noi è stata una ricchezza veramente, ci ha permesso addirittura di conoscerci. Tramite Luciano io e te ci siamo conosciuti, si può dire, ed è nata subito un'empatia. La mostra è dedicata a lui perché l'installazione fatta alle spalle è di cartone. Il cartone era il materiale con cui Luciano Lunazzi amava dipingere, cartone che raccoglieva per le strade. Quindi la mostra, diciamo, il finale di questa rassegna è stata completamente dedicata a lui. Attorno a noi abbiamo l'opera di ben 32 artisti. Se dobbiamo descriverle tutte, potremmo dire che c'è in ognuno una parte della loro terra, questo si nota. E poi c'è un loro percorso, una loro fase della vita, quindi c'è un genius loci e c'è anche questo carattere di terra di confine. Terra di confine, diversità, ma la diversità, le varie diversità
comunque secondo me riescono a creare un'identità nazionale, e dalle diversità, dal caos, dalle diversità che si riesce a creare un'identità sicura, unica. Abbiamo degli aspetti, diciamo, legati al territorio o degli aspetti legati al sociale, come questa opera di Alexander Dell'Antonio di Bolzano. Lui in questa opera ha raccolto il collage di poster di tutte le città del mondo, si chiama Società Violenta. È un modo per trasmettere un messaggio, e per noi questo è molto importante, perché vuol dire che l'artista giovane, diciamo, ha un messaggio da trasmettere, ha dentro di sé una fiamma che è ancora viva. E anche degli studi, perché lui ha studiato il costruttivismo russo. Il costruttivismo russo creava delle situazioni e delle partizioni similari, quindi va alla ricerca della memoria storica, e dalla memoria storica parte. Come parte l'optical art di Edo Vincent. Edo Vincent, troviamo una forma optical lavorata in una certa maniera, lavorata con legno, però è sempre optical, fa una certa impressione, se vogliamo, perché dà un'immagine praticamente alterata, ma molto molto completa, se vogliamo, anche figurativa, no Elena? Quest'opera, che è eseguita minuziosamente, con molta precisione, è visibile in un modo perfetto più ci si allontana da lei. È un'opera molto particolare, molto difficile da eseguire. Qua abbiamo poi un altro tipo di opera, qui siamo di fronte all'arte povera italiana. Questo è un'arte diciamo che usa materiali poveri, in questo caso sono stoffe riciclate, imbevute nel cemento e colorate. Con i drappeggi l'artista vuole imprimere una nuova vita a queste stoffe. Qui siamo di fronte a un'opera di Passonia, l'artista del Friuli Venezia Giulia di Manzano. Da questa parte invece, abbiamo Nadia Cutrera, questa è figurativa, e c'è un'immersione di colore, di un colore particolarissimo, dove si sente della serenità, dove c'è della serenità, dove si è immersi in un mondo fluido, e soprattutto dove si è immersi nell'eterno femminino, in una certa armonia, nel bello, nel giusto, nel buono. Platone diceva che il buono si trova nel bello. Ecco, quest'opera è molto particolare e figurativa, ma esprime il bello e il buono. È proprio un'opera di alta armonia, alta fattura, secondo me. Quest'altra opera qui, della sarda Marina de Zogus, ecco, è fatta a varie partizioni. Queste sono varie partizioni, varie applicazioni, con un sostrato di terre, sono terre di Siena, terre naturali e quant'altro, e vengono fatte delle partizioni, degli incollaggi, se vogliamo, con una struttura centrale che va a formare una figura umana, insomma, simboleggia in maniera sintetica una figura umana. Ecco, quest'altra invece opera di Matteo Boato, un grande grafico, un bravissimo artista, e rappresenta Trento, il Trentino, e il Trentino è rappresentato dall'alto come se fosse una piantina, ed è costruito in maniera tale che possa assomigliare anche ad una forma geometrica, a delle forme geometriche, a delle forme, se vogliamo, astratto-geometriche, però è un quadro, viene fuori, si evidenzia una composizione costruttiva di notevole valore. Ecco, questo è Matteo Boato. Vediamo, questo è Antonello Serra. Ovviamente abbiamo
tutte le sue... Ideatore anche di questo progetto, vogliamo dire, Antonello Serra, che è un artista sardo che vive da tanti anni a Trento ed è ideatore di questo progetto Artisti a Statuto Speciale, per appunto tenere in collegamento, per appunto fare in modo che gli artisti possano conoscere di queste regioni, diciamo così, chiamiamole di periferia. Certo. E poi abbiamo anche delle immagini che riprendono delle forme o delle formule primitive, un certo primitivismo, una certa figura sintetica di sintesi primitiva, se vogliamo, Che riporta al suo storico, ma anche uno storico anche molto, molto antico, molto antico. E qui invece abbiamo un'opera che è un'installazione, è un frame di un'installazione, di questa installazione qua, computer grafica, e un frame ha fermato il tempo in questa maniera, in questo momento, e questa è un'installazione video di grande impatto, secondo me, di grande impatto, molto bella, molto particolare. Ecco, questa è un'opera secondo me che è molto importante, perché richiama Rinascimento, richiama determinati periodi storici, richiama la cappella di San Severo, richiama San Martino, che era proprio lo scultore del Cristo velato. Io vedo in questa opera un altorilievo, un'immagine che esce fuori dal nulla, un'immagine che si impone dal nulla, un'immagine che ha bisogno di praticamente palesarsi, è l'immagine che si deve palesare, così come l'artista. Abbiamo bisogno di una forma, in questo caso abbiamo bisogno di una forma che si deve palesare e nella maniera più bella, più incisiva possibile, più buona. Ecco, Elena, proprio la tecnica che è innovativa. San Martino aveva fatto, questo scultore napoletano aveva fatto il Cristo velato nella cappella di San Severo, ma era di marmo. La tua è un'innovazione. Diciamo che la materia con cui è strutturata quest'opera è una materia che nel mondo attuale è usata in qualsiasi materiale. È materiale plastico che viene poi lavorato industrialmente e quindi strutturato per i diversi ruoli che ha. È una plastica, chiamiamola nobile, perché è uno studio dietro tecnico. Io l'ho scelta perché secondo me rispecchia la nostra società. È un'immagine bella, è un'immagine diciamo che può stupire, ed è, diciamo così, una forma, qualcosa che l'uomo necessita per proporsi nella società. È una copertura, un modo di essere, una maschera, chiamiamola alle volte, ma anche una necessità, perché non c'è più la libera espressione di sé, ma non a livello di opinioni, proprio il modo di essere. La persona se stessa non riesce a esprimere le proprie emozioni liberamente. Quindi questa bella copertura, io creo delle sculture e che poi vengono ricoperte. Questa bella copertura, diciamo, è la bellezza della società moderna, ma è una condanna, insomma, per noi stessi. Però lascio la libera interpretazione Vorrei segnalare un'opera, visto che il prossimo anno è il 2018, quindi è un avvenimento un po' della prima guerra mondiale. Io mi avvicinerei a un'opera che è composta da pietre che, invece di essere intrinseche del sangue che c'è stato 100 anni fa a Caporetto, insomma in una zona molto 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 impervia, quindi nel Carso, abbiamo l'opera di Enzo Valentinus, che è composta di pietre raccolte nel Carso. Questo artista cosa fa? Le colora, gli dà nuova vita e quindi dà una nuova visione di questa terra che noi ricordiamo comunque sempre. Decontestualizza proprio questa. Lascio chiudere a Carlo questa bellissima, insomma,
così breve, sintetica così, presentazione delle opere. Grazie Elena. In questa mostra abbiamo visto tantissime opere e ogni espressione di ogni artista va veramente pensata, immaginata come una reazione emotiva alla propria interiorità. Quindi ci deve essere il massimo rispetto per ogni artista e il massimo rispetto per ogni diversità artistica, e quindi volevo dire che ogni diversità, ogni regione a statuto speciale, ogni regione autonoma, ma comunque ogni persona che riesce a creare un'opera in un contesto, in un sito diverso, secondo me forma un'identità compositiva, una somma di identità compositive nazionali, cioè forma l'unione, forma l'insieme. Per me il caos, le varie diversità vanno a formare l'unione d'insieme, vanno a formare l'identità nazionale. Grazie Elena, grazie a tutti, grazie. Artisti a statuto speciale. Elena? Clelia Budai e Carlo Stragapede. Che Carlo Stragapede e Stefano Pastorutti che è di là. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.